Da una parte la montagna mangiata dal fuoco, dall'altra a pochi metri di distanza le case dove le persone vivono e hanno visto avvicinarsi questo incendio che ha colpito la frazione di Stoccareddo di Gaglio. Ci è mancato davvero tanto così. Oltre 50 ettari di bosco e prato sono andati distrutti nell'incendio che ha colpito le montagne a ridosso di Stoccareddo di Gaglio, a 2 passi dalla contrada Zaibena. La siccità di queste ultime settimane ha reso prati e boschi facile preda delle fiamme e il vento che soffia sull'altopiano ha fatto il resto. Ne è nato un rogo contro il quale hanno combattuto metro dopo metro i vigili del fuoco, la protezione civile, il servizio antincendio boschivo della regione, con l'apporto fondamentale dell'elicottero. Ed ecco l'elicottero con le squadre dell'antincendio boschivo che scende a caricare la sua cesta di acqua e liquido per poter spegnere quello che resta delle fiamme. Bisogna bonificare, bisogna spegnere ogni singolo focolaio per evitare di ritrovarsi ancora nelle situazioni che abbiamo visto nelle scorse ore. Ha fatto tantissimi passaggi questo elicottero, è un via vai continuo da qui, dal campo base, chiamiamolo, fino alla zona dove le squadre stanno operando. Ha caricato l'acqua, ha caricato il liquido per le ultime fasi della bonifica e adesso vola fino all'area colpita dall'incendio. Sono servite ore di lavoro e decine di uomini sul campo per domare le fiamme e rimettere in sicurezza l'area. Ora è il momento di capire quale sia l'origine dell'incendio, sul quale si staglia in modo drammatico l'ombra del dolo.